io, no? Prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, prova, 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 prova 1, 2, 3, prova 1, 1, 2, 3, prova.
Amici di Antenna Sud, Teleregione, di tutto il gruppo editoriale di Stante, benvenuti qui allo stadio Avasta di San Vito dei Normanni per l'esordio di Veneto e Sardegna femminile in questa edizione, la 62esima del torneo delle regioni. Tra pochi minuti le squadre scenderanno in campo per questa manifestazione che in questi giorni terrà impegnata la Puglia, avrà gli occhi dei pugliesi questa manifestazione che riguarderà le selezioni regionali femminili, le selezioni under 19 di tutte le regioni d'Italia fino a scendere agli under 15. Giornata soleggiata qui a San Vito, torneo che riguarderà nella provincia lo stadio, oltre allo stadio Mario Citiolo di San Vito, sarà anche Torre Santa Susanna, lo stadio di Ceglie Messapica e poi per quanto riguarda le fasi finali del torneo a partire dai quarti la nuova Red Arena di Francavilla Fontana. Tra pochi minuti le squadre scenderanno in campo e noi abbiamo il tempo di leggervi quelle che sono le formazioni che cominceranno il match per il Veneto. Un 4-2-3-1 con Bianchi in porta, terzino destro difesa a 4 con Marchesin e Pittarello sugli esterni, difensori centrali che saranno Pasquali e Vernocchi. I due centrocampisti saranno Daniel e Renesto, il tridente dietro la punta che sarà Pisoni saranno Perego, Guizzo e Pittarello. Per quanto riguarda invece la Sardegna, un 4-3-3 con Mudadu in porta, difesa a 4 con Avellino, Doro, Muggiano e Manunza. I tre centrocampisti saranno Virdis, Andrade e Mallus, in avanti Nolasco, Gasmi e Sattile. Siamo in attesa delle squadre, ultimi preparativi. Squadre che stanno scendendo sul terreno di gioco, ormai è tutto pronto. L'esordio per queste due nazionali per quanto riguarda chiaramente le formazioni femminili. Torneo che questa mattina ha già visto le prime gare, anche qui in precedenza si è svolta una gara tra le rappresentative giovanili di Veneto e Sardegna. Anche sugli altri campi saranno ben 150 o giù di lì le partite del torneo, tutte su Antenna Sud, che trasmetterà tutto il torneo. Soffia un forte evento qui a San Vito e squadre che in questo momento prendono il terreno di gioco.
Sardegna che scende in campo con un completo bianco, mentre il Veneto in completo bordeaux granata. Squadre che sono al centro del campo. Ricordiamo che il match era previsto per le 14, ma un lieve ritardo nel match precedente ha fatto slittare questa gara alle 14:30. Davvero ultimi istanti prima del fischio d'inizio. Solite foto di rito. Ultimi incoraggiamenti sulle panchine. Fischio d'inizio che sarà giocato dalla Sardegna. E si parte. Primo possesso per le giocatrici in maglia bianca. Manunza. Il pallone giocato centralmente, poi si prova ad andare in verticale dove c'è Sattile, schierata come unica punta, attaccante numero 9, classe 2009. Possesso riconquistato ma subito perso dal Veneto. Poi serie di rimpalli. E il pallone che torna alle ragazze in maglia granata, poi c'è un contrasto in mezzo al campo e il tentativo di ripartenza con la buona chiusura però difensiva. Ancora possesso Sardegna però. Riconquista il pallone il Veneto. Pallone subito in verticale, a cercare lo scatto di Pisoni che prova a raggiungere il pallone. Non ce la fa però la numero 13 in maglia granata è rimessa dal fondo per la Sardegna. Possesso per la Sardegna con il pallone giocato in mezzo al campo, provata ad aprire sulla destra il numero 18 Mallus, meglio la numero 18 Mallus, pallone fuori misura. Rimessa laterale per il Veneto.
già recuperato però il possesso, poi pallone fuori misura, si lotta in mezzo al campo, c'è probabilmente un fallo, sì, da parte di Mallus, calcio di punizione per il Veneto. Punizione battuta, liberata dalla difesa, poi ancora possesso Veneto con Guizzo che prova ad andare direttamente in mezzo, il pallone è buono, anzi no, era arrivato il gol da parte di Pisoni, ma c'è stata la segnalazione da parte dell'assistente, quindi nulla di fatto, calcio di punizione per la Sardegna. Attenzione adesso al pallone in verticale, ma ancora si alza la bandierina dell'assistente e altro calcio di punizione. Rinvio lungo, poi in mezzo al campo prova a controllare, esagera però il numero 6 Guizzo, poi possesso che però rimane ancora al Veneto con questo tentativo di verticalizzazione, fuori misura però, e quindi rimessa laterale per la Sardegna che riconquista il pallone. Rimessa battuta, poi in mezzo al campo ancora Mallus, prova ad andare via, pallone che non esce, poi libera la difesa, Vernocchi. Adesso attenzione al tentativo da parte del numero 10 sardo, Nolasco. Facile però la parata del portiere Bianchi, Veneto che può provare ad imbastire una nuova azione offensiva. Si lotta in mezzo al campo, Guizzo riesce a far passare il pallone che diventa buono sulla sinistra per il cross in aria e c'è il vantaggio da parte del Veneto con Perego che porta in vantaggio i suoi, si sblocca subito il match al 5° minuto, Veneto in vantaggio. E quindi cambia subito il parziale con il Veneto che passa in vantaggio grazie al gol del numero 10 Perego. E adesso la Sardegna che dovrà provare a reagire. Possesso però riconquistato ancora dalle giocatrici in maglia granata. Qui c'è un tentativo di cambio campo, pallone intercettato, poi prova a giocare il pallone ancora Mallus, ma altro pallone riconquistato ancora dal Veneto, pallone però troppo lungo. Probabilmente c'è un fallo, l'arbitro non è di questo avviso, lascia proseguire. Possesso per la Sardegna. È buono il fraseggio. Nolasco prova ad andare in verticale, posizione regolare per l'inserimento in area da parte di Sattile, chiuso dalla difesa, poi l'anticipo da parte di Manunza e rimessa laterale per il Veneto che ricordiamo pochi istanti fa al 5° minuto
è passata in vantaggio la rappresentativa in maglia granata. Possesso che torna adesso alla Sardegna con Andrade che imposta. Sattile viene incontro, prova ad aprire dalla parte opposta, c'è un fischio però da parte del direttore di gara, calcio di punizione per il Veneto, per la Sardegna, pardon. Muggiano sul punto di battuta, gioca corto per il lancio lungo, libera la difesa, poi ancora la Sardegna che prova ad insistere, Sattile controlla, prova a scaricare per Gasmi, poi il cross sul secondo palo, prova a coordinarsi Nolasco, poi riesce a controllare la numero 10, attende il movimento dei compagni, poi prova a puntare, riesce a mettere un cross in mezzo, basso però, libera la difesa, poi Barison, contropiede del Veneto, c'è dalla parte opposta Perego che prova a raggiungere il pallone che sembra essere troppo lungo, così è, non riesce la numero 10 Granata a raggiungere la sfera e quindi rimessa dal fondo per la Sardegna e nulla di fatto per questa azione offensiva del Veneto che è bravissima, però sono bravissime le giocatrici in maglia granata a ripartire appena riconquistano il pallone. Rinvio lungo di Mudadu, poi insiste ancora la Sardegna, viene però fermata Mallus, poi riparte ancora il Veneto, chiude bene la difesa, insistono ancora i Granata, Perego prova ad andare via, viene fermato dal numero 5 Muggiano. Rimessa laterale per il Veneto, battuto da Pittarello, poi in mezzo al campo c'è un fallo da parte di Mallus, calcio di punizione per il Veneto da buona posizione. Sul punto di battuta Barison alza il braccio, chiama lo schema, la numero 2, c'è larga Perego sulla destra, vediamo se la verrà servita oppure se andrà direttamente in area di rigore, cross che viene effettuato, libera Mudadu con le mani, poi al limite perde il pallone però il Veneto, ma è sbagliato il rinvio da parte di Andrade. Quindi rimessa laterale per il Veneto che resta in proiezione offensiva. Rimessa battuta. Gasmi. Poi il tentativo in verticale, cercare Pisoni. Pallone troppo lungo per l'attaccante numero 13 del Veneto e Mudadu, l'estremo difensore della Sardegna, può recuperare il pallone e rinviare. Rimessa laterale per il Veneto. Rimessa battuta. Sono adesso a questo tentativo da parte del Veneto, chiude bene però la difesa in maglia bianca, rimessa laterale, rimessa battuta, Guizzo prova a girarsi, poi in mezzo per Barison che viene fermata, riparte ancora la Sardegna con Andrade, attende
il movimento delle compagne, poi prova ad andare in verticale, fa buona guardia alla difesa, possesso ancora per il Veneto, l'ultimo tocco però è proprio della calciatrice numero 4 Daniel, e quindi rimessa laterale per la Sardegna. Barison viene fermata, rimpallo che rischia di favorire Guizzo, poi Mudadu rinvia male però, regala il pallone a Perego, poi Pisoni prova a controllare, non ci riesce, gli portano via il pallone e Sfera che torna in possesso delle giocatrici sarde. Rinvio lungo, poi il pallone che passa per questo filtrante, attenzione adesso alla Sardegna. Tocco all'indietro per il controllo di Nolasco che pensa al sinistro, poi allarga, lo fa male però, Perego riconquista il pallone, prova a ripartire, accelera la numero 10 Veneta che poi serve in verticale Pisoni, posizione regolare. Ancora Pisoni, prova a puntare, riesce a vincere il rimpallo, poi tenta il sinistro, facile però la parata di Mudadu. Rinvio lungo, fuori misura però, rimessa laterale per il Veneto. Colpo di testa in mezzo al campo, poi controllo, o quantomeno tentativo di verticalizzare per Pisoni in aria, viene fermato da Gasmi, non è finita, alla fine l'ultimo tocco è della giocatrice in maglia bianca, quindi rimessa laterale in zona d'attacco per il Veneto. Rimessa battuta, Guizzo prova ad andare via, viene fermata, poi il rimpallo favorisce ancora il Veneto e alla fine libera la difesa. Altro rimpallo, ancora Guizzo, prova ad andare via, poi possesso che torna ancora al Veneto. Renesto gira il pallone, poi sulla destra c'è largo Pittarello che viene fermata dal ripiegamento difensivo di Nolasco, rimessa laterale per il Veneto, Perego. Poi il pallone che arriva in area di rigore con Mudadu che è brava ad uscire e a far sua la Sfera. Il rinvio del portiere sardo, pallone che però viene riconquistato ancora dal Veneto con Perego che prova a cambiare gioco, poi il rimpallo, la difesa prova a liberare con qualche patema di troppo, alla fine rimessa laterale per il Veneto. Renesto allarga sulla sinistra per il cross direttamente tra le braccia del portiere. Possesso adesso per la Sardegna con il tentativo a cercare Nolasco, chiude bene la difesa veneta, poi rimessa laterale per il Granata, conquistata da Gasmi, la stessa numero 11 si incarica della battuta. Ancora Gasmi, prova ad andare in verticale, c'è la chiusura.
di Avellino, rimessa laterale per il Veneto. Perego, pressata, scarica indietro ancora da Gasmi. Alla fine il pallone arriva facile per il portiere Mudadu. Perego viene fermata alla fine lei, l'ultima a toccare, rimessa laterale per la Sardegna. Ancora Perego, sicuramente una delle più attive, la numero 10 veneta, qui viene fermata, rimessa laterale per Pittarello con le mani. Gioca per Renesto, poi il pallone in aria per il tentativo da parte di Pisoni che va vicino al raddoppio al 19° minuto. Veneto vicinissima al raddoppio. Pallone riconquistato ancora da Pisoni, inseguita da Manunza, alla fine l'ultimo tocco del numero 7 della Sardegna e quindi rimessa laterale in zona d'attacco per il Veneto. Rimessa battuta. Poi prova a ripartire Sattile, da sola però viene fermata, rimessa laterale per la Sardegna che comunque prova a guadagnare metri. Rimessa già battuta. Sattile cambia tutto a cercare Nolasco, il controllo della giocatrice in maglia numero 10 che poi si allunga troppo il pallone, glielo portano via, c'è un fallo, l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio, Pisoni si invola 1 contro 1, Pisoni al limite calcia, alto ancora, vicino al vantaggio Pisoni, l'arbitro torna sui suoi passi probabilmente per ammonire o quantomeno per portare l'ultimo avvertimento prima di estrarre il cartellino. Mallus sbaglia il tocco, Pisoni sbaglia anche lei, possesso per la Sardegna. Avellino prova a rinviare, Pisoni è l'ultimo a toccare, rimessa laterale per la Sardegna. Rimessa ancora per la rappresentativa sarda con Perego che ha rimesso il pallone in out, poi serie di colpo di testa, alla fine libera Doro direttamente in fallo laterale, però la rimessa questa volta è per il Veneto. Pittarello con le mani. Pallone centrale per la numero 15 Renesto che però non riesce a controllare e perde il possesso e altra rimessa laterale. Avellino con le mani a cercare Mallus, anticipata da Pittarello, poi libera Andrade, serie di tocchi, possesso che alla fine
torna al Veneto, Perego prova ad andare via, viene fermata, poi si alza questo campanile sul quale arriva Sattile che lotta con Daniel che ha la meglio, possesso ancora per il Veneto con questo tentativo in verticale per Pisoni, troppo lunga però, brava ad uscire Mudadu che qui sbaglia il rinvio, ingannata anche dal forte vento, rimessa laterale per il Veneto. Rimessa battuta, possesso per il Veneto che prova a fraseggiare, Renesto scarica all'indietro, poi c'è larga Perego che viene cercata ma non riesce a controllare, alla fine c'è un fischio da parte del direttore di gara per un fallo ai danni di Marchesin. Calcio di punizione per il Veneto, già battuta. Renesto viene chiusa in fallo laterale, rimessa per il Veneto con Pittarello che si incarica della battuta. Ancora Pittarello, Renesto, Pittarello, le finte, si libera bene della pressione, poi rischia con questo pallone in orizzontale e la Sardegna che può riconquistare il pallone e può ripartire. Buona però qui la chiusura della numero 11 veneta, poi sbagliato il tocco da parte di Mallus. Rimessa laterale per il Veneto, già battuta. Renesto al problema di girarsi, ancora Renesto, scarica per Pittarello che va in verticale dal punta. Pisoni che viene chiusa, rimessa laterale per il Veneto. Rinvio lungo, colpo di testa a liberare di Vernocchi, poi altro pallone che si impenna, prova a tenerlo in campo e ci riesce Manunza, poi riconquista però il pallone il Veneto con Marchesin che serve Daniel che prova a verticalizzare, rimpallo che la favorisce, rimane in possesso il Veneto, è buona l'apertura per Pittarello che però non ci arriva, non riesce a tenere in gioco il pallone, quindi rimessa laterale per la Sardegna quando siamo al 26esimo del primo tempo. Ricordiamo il parziale con il Veneto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Gioia Elena Perego al quinto minuto. Calcio d'angolo qui per il Veneto. Calcio d'angolo battuto, il cross in mezzo, esce Mudadu, riesce a smanacciare, poi possesso che rimane ancora tra i piedi delle giocatrici in maglia granata con il tentativo da fuori da parte del numero 15 Renesto. Facile però la parata di Mudadu, ha già rinviato il portiere sardo, il colpo di testa e di Marchesin direttamente in fallo laterale e rimessa per la Sardegna che comunque prova a guadagnare metri. Poi sbagliato però l'appoggio da parte di Andrade, rimessa laterale per il Veneto che riconquista il possesso. Guizzo,
guadagna un'altra rimessa laterale. E avanza. Pisoni viene messa giù, l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio, poi ancora possesso per il Veneto con il pallone buono al limite per Barison, poi il tentativo da parte di Guizzo, facile però per Mudadu. Possesso sardo, ma è buono l'intervento di Daniel. Ancora il numero 4, scarica per Guizzo. Avanza la giocatrice in maglia granata che viene fermata in fallo laterale, rimessa per il Veneto con Marchesin che si incarica della battuta. Viene incontro Barison che viene fermata, però altra rimessa per il Veneto. Daniel in mezzo al campo, si appoggia a Renesto che prova a verticalizzare ma sbaglia, poi Nolasco, cambia tutto, prova il contropiede adesso la Sardegna con Gasmi che però non riesce a controllare e quindi Sfera che torna in possesso del Veneto. Gasmi riconquista il pallone, poi il rimpallo favorisce Guizzo che riesce ad andare via, avanza la numero 6, ancora Guizzo, entra in area di rigore, poi prova a cercare sul secondo palo Perego, viene chiusa e Sardegna che può liberare, poi Pittarello per Renesto, subisce il fallo di Sattile, il calcio di punizione per i Granata, o meglio le Granata. Punizione battuta direttamente in porta e c'è il gol incredibile da parte di Vernocchi che al minuto 30 realizza il gol del 2-0. Grande calcio di punizione della giocatrice numero 20 del Veneto e 2-0 per le giocatrici Granata. Gioco che riprende con la Sardegna che si trova adesso con il doppio svantaggio. Perego, Pittarello, Renesto, ancora Perego, prova ad andare via, viene fermata da Avellino. Vantaggio meritato per le giocatrici Granata. Pittarello cerca Pisoni in aria, difficile da controllare il pallone per la giocatrice con la maglia numero 13, non ci riesce, infatti è rimessa dal fondo per la Sardegna. C'è un fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione.
Punizione battuta. Poi si alza questo campanile, alla fine pallone ancora in possesso della Sardegna, che prova a reagire sotto di 2 gol. C'è l'ottimo però ripiegamento difensivo di Guizzo che rinvia a lungo. Insiste ancora il Veneto con Barison, si allunga troppo il pallone, poi serie di colpi di testa, alla fine Muggiano libera, poi Renesto, il pallone che diventa buono per Perego, esce Mudadu e riesce a liberare Nolasco, all'indietro per Avellino che prova a liberare, possesso che in qualche modo resta per le giocatrici sarde con Virdis che prova a cambiare gioco. Ottimo però il ripiegamento difensivo di Pisoni, poi Renesto, pressata, preferisce tornare indietro. Pasquali, poi Guizzo prova a cercare in verticale Pisoni, pallone troppo lungo, facile per Mudadu. 34 minuti sul cronometro di questo primo tempo che scorre via veloce. Ricordiamo il parziale 2-0 per il Veneto grazie ai gol di Perego e Vernocchi. Rimessa laterale per la Sardegna. L'arbitro non fischia, serie di duelli in mezzo al campo, alla fine rimessa laterale per il Veneto. Guizzo prova ad andare via, viene fermata, poi Sardegna che prova a ripartire, ma c'è un fallo da parte della giocatrice in maglia numero 6 della selezione veneta e quindi calcio di punizione per la Sardegna. Punizione battuta, poi in mezzo al campo colpo di testa tentata da Andrade, alla fine Guizzo riconquista il pallone, prova a partire, viene chiusa, rimpallo che favorisce Perego, esce Mudadu, poi Guizzo al limite, la porta è vuota, Guizzo temporeggia troppo, gli portano via il pallone, rimpallo che però favorisce ancora la giocatrice numero 6 che entra in area di rigore e serve Perego per il gol del 3-0. 36 minuti sul cronometro del primo tempo, Veneto 3, Sardegna 0, la doppietta di Perego. Adesso si fa dura per la Sardegna. Sotto di 3 gol, qui c'è uno scontro duro tra Vernocchi e Sattile. Tutto regolare, però rimessa laterale per le giocatrici sarde. Poi Avellino prova a tenere in gioco il pallone, non ci riesce, possesso che passa e torna al Veneto. Pittarello, Renesto, possesso della numero 15, ancora Pittarello, poi il pallone che viene riconquistato dalla Sardegna, Avellino, pressata, rischia di perdere il pallone, subisce fallo, calcio di punizione. Punizione battuta
Pallone che arriva in aria e c'è il primo intervento di Bianchi, che è davvero spettatrice non pagante di questo incontro fino a questo momento. Possesso sardo con il tentativo di imbucata, chiusa però dalla difesa, poi pallone riconquistato ancora dalla Sardegna, rimane a terra Dolorante. Muggiano, tutto regolare, rimessa laterale per la Sardegna. Adesso Sattile prova ad andare via, viene raddoppiata, gli portano via il pallone, l'ultimo tocco della giocatrice numero 9 e quindi rimessa dal fondo per il Veneto con il portiere Bianchi che ha già fatto ripartire i suoi. Barison apre per Guizzo che viene fermata, pallone riconquistato dalla Sardegna. Gasmi avanza, viene raddoppiata, lotta ancora Gasmi, interviene in modo falloso e arriva il cartellino giallo per la giocatrice numero 11 della Sardegna, che è arrivata in ritardo ai danni di Pisoni. Calcio di punizione, prima ammonita del match, la numero 11 della Sardegna. Punizione battuto e possesso per il Veneto con Pasquali che prova ad andare in verticale, poi Barison, Daniel, ancora il numero 4 che riesce a verticalizzare per Perego in aria e arriva anche il quarto gol al 39esimo, tripletta per Perego, 4-0 per il Veneto. Gioco che riprende, durissimo il parziale in questo primo tempo per la Sardegna. Possesso sardo adesso con il pallone giocato da Andrade, poi Mallus prova a servire Nolasco, 1 contro 1 della numero 10 che poi appoggia ancora per Andrade che viene fermata da Daniel, rimessa laterale per la Sardegna. Avellino con le mani, si fa vedere Sattile, l'anticipo di Pittarello, rimessa laterale ancora per la Sardegna. Ancora Avellino con le mani. Appoggia a Sattile, il controllo della numero 3 che viene fermata fallosamente, però calcio di punizione per la Sardegna da buona posizione. Calcio di punizione.
con il pallone che arriva sul secondo palo, il tentativo provato da Gasmi che non trova la porta, quindi nulla di fatto, rimessa dal fondo per il Veneto. Daniel, Pasquali, poi Barison, poi il lancio lungo, cercare Pisoni, pallone che passa, c'è Doro in chiusura, Pisoni è più veloce, alla fine l'ultimo tocco della calciatrice in maglia granata e quindi rimessa dal fondo per la Sardegna. Siamo ormai agli sgoccioli di questo primo tempo dominato dal Veneto. Fischietto in bocca per il direttore di gara che probabilmente decreterà la fine del primo parziale e così è. Finisce qui il primo tempo tra Veneto e Sardegna, parziale pesante per la rappresentativa sarda. I primi 40 minuti di gioco finiscono con il risultato di 4-0 per il Veneto. E noi ci vediamo tra poco per la ripresa.
Ben ritrovati qui allo stadio di San Vito dei Normanni per il secondo tempo di questa gara d'esordio per le rappresentative femminili di Veneto e Sardegna. Il primo tempo è finito con un netto 4-0 per il Veneto. Vedremo se nel secondo tempo la Sardegna proverà a reagire, riuscirà a ricucire lo svantaggio. Tutto pronto per l'inizio della ripresa con il primo possesso che sarà giocato dalle giocatrici in maglia granata del Veneto, che hanno dominato il primo tempo, la Sardegna invece con il completo bianco. Si attende solo il fischio dell'arbitro, fischio che arriva in questo istante e si parte. Possesso per il Veneto. Marchesin, centrale per Daniel, fermata falosamente, calcio di punizione per il Veneto. Pallone lungo per Perego che viene fermata. Vediamo se ci sono stati cambi. Non sembra al momento e quindi sono rientrate in campo le stesse 22 che hanno terminato la prima frazione di gioco. Possesso palla adesso per il Veneto con Pisoni che si imbola in area di rigore, Pisoni entra in area, il tentativo, pallone che termina sul fondo, clamorosa occasione per il Veneto. Altro pallone recuperato ancora da Pisoni che va giù, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Sardegna che può ripartire ma è rimasta a terra, però il numero 13, la numero 13 del Veneto. Gioco che riprende con la Sardegna che può provare ad imbastire una nuova azione offensiva, ma pallone che viene già recuperato dal Veneto. Poi Guizzo riesce a verticalizzare per Perego, ma non c'è ripiegamento difensivo, ma Perego entra in area, scarica per Daniel che controlla, si sposta il pallone sul sinistro, Daniel calcia, pallone che rimane lì e alla fine la deviazione di Mudadu, calcio d'angolo per il Veneto che continua ad attaccare nonostante il netto vantaggio maturato nel primo tempo. Calcio d'angolo, movimento in aria, il cross basso sul primo palo, libera la difesa, poi insiste ancora il Veneto con il controllo ancora di Pisoni che tenta il destro e pallone che si insacca per il 5-0 del Veneto con Pisoni al quarto minuto. Adesso sta diventando davvero durissima per la Sardegna.
Veneto che sta dominando in lungo e largo. Qui c'è un fallo di Renesto, calcio di punizione per la Sardegna. Si incarica della battuta Doro che poi lascia a Virdis. Pallone che arriva in aria, deviazione della difesa, poi il tentativo in girata da parte del numero 9 Sattile. Rimessa laterale per la Sardegna che adesso deve provare a reagire, prova a farlo, anche muovendo qualcosa dalla panchina il tecnico Antonio Floris. Entra il numero 2 Peddis ed esce la numero 5 Muggiano. Rimessa laterale ancora per la rappresentativa sarda. Poi c'è un fallo ai danni di Pisoni, calcio di punizione. Rinvio lungo e intervento di testa da parte di Nolasco, rimessa laterale per il Veneto. Mudado lungo. Pallone troppo lungo però per Nolasco, nulla di fatto, rimessa dal fondo per il Veneto. All'8° minuto di gioco, 5-0 per la rappresentativa veneta. Pisoni viene fermata, poi Daniel prova a verticalizzare, c'è lo scatto di Perego, esce Mudadu, ma c'è un fischio per un fallo e c'è anche il cartellino giallo per Avellino, anzi no, è Doro, la numero 4 della Sardegna, calcio di punizione per il Veneto. Calcio di punizione con Barison che si incarica della battuta da posizione pericolosa, probabilmente proverà a cercare direttamente la porta, la calciatrice numero 2 del Veneto.
prova il destro, pallone alto, fuori misura e nulla di fatto. Rinvio lungo di Mudadu, poi attenzione ancora al Veneto che continua ad attaccare con Perego che viene fermato, altro fallo, altro calcio di punizione per la rappresentativa granata. Parte Perego con il destro, palla alta. Pallone riconquistato ancora dal Veneto con Guizzo che prova a verticalizzare, pallone buono però per l'uscita di Mudadu. Rinvio lungo. Serie di colpi di testa, alla fine Guizzo prova a controllare, riesce a metterla giù, appoggia per Daniel. Le finte del numero 4, poi Renesto, ancora a servire Daniel, intercetta però Andrade, pallone riconquistato dalla Sardegna che prova ad andare in verticale, fa buona guardia però la difesa veneta con Barison che si appoggia a Marchesin, poi sbaglia il controllo Pisoni, rimessa laterale per la Sardegna. C'è un cambio. Due cambi nella Sardegna, escono con il numero 11 Gasmi e con il numero 9 Sattile ed entrano con il numero 15 Pinna e il numero 14 Deiana. Cambi anche nel Veneto. Tre cambi nel Veneto, escono con il numero 2 Barison, con il numero 13 Pisoni e con il numero 10 Perego ed entrano con il numero 3 Crepaldi, con il numero 16 Sartori e con il numero 5 Filigheddu.
di serie di cambi, risultato ormai ampiamente delineato. Vedremo in che misura. Il calcio di punizione per la Sardegna quando siamo al 15° del secondo tempo. Ricordiamo che i match di femminili durano complessivamente 80 minuti, quindi due tempi da 40 e non da 45 in questo torneo. Adesso Guizzo riesce ad andare via, viene trattenuta, cartellino giallo ai danni del numero 3 Avellino, che si scusa con la calciatrice veneta. Calcio di punizione per le giocatrici in maglia granata. Sul punto di battuta Marchesin che riesce a crossare in mezzo, pallone sul secondo palo, il colpo di testa sul tentato da una calciatrice granata che dalla nostra posizione non siamo riusciti a capire bene chi fosse. Rimessa dal fondo per la Sardegna, è stata Vernocchi a colpire di testa in occasione del calcio di punizione battuto da parte in precedenza dal Veneto. Pallone terminato alto e adesso pallone riconquistato ancora dalle giocatrici granata che hanno davvero dominato in lungo e largo questo esordio. Qui pasticciano, però riconquista il pallone solo per un attimo la Sardegna, Veneto che può ripartire. Poi c'è un fischio da parte del direttore di gara per un fallo in mezzo al campo ai danni di Daniel, giocatrice numero 4 del Veneto, resta a terra. Poi si rialza, tutto bene, tutto a posto per fortuna. Calcio di punizione per il Veneto che può con calma far ripartire il gioco. Rinvio lungo, colpo di testa tentato da Sartori, poi si alza questo campanile, Vernocchi viene saltata da Nolasco, poi riesce a liberare in qualche modo. Alla fine il possesso è per il Veneto, poi Vernocchi apre, c'è un tocco di una calciatrice in maglia bianca, quindi rimessa laterale per il Veneto. Rimessa laterale per la Sardegna, Nolasco appoggia all'indietro per Andrade, poi è buono il fraseggio e anche l'apertura per Pinna che però non riesce a tenere in gioco il pallone. Rimessa laterale per il Veneto. Rimessa battuta, l'ultimo tocco di una calciatrice in maglia bianca, rimessa laterale per il Veneto. Pittarello in avanti, il pallone buono per Filigheddu, poi prova ad insistere adesso la Sardegna con Pinna che prova a mettere in mezzo questo pallone, libera Vernocchi, rimessa laterale in zona d'attacco per la Sardegna.
rimessa già battuta, Nolasco all'indietro, ripiegamento difensivo da parte di Sartori, poi azione che non è finita, Daniel pasticcia per un attimo, poi alla fine libera Pasquali. Altro cambio nelle fila della selezione sarda. Esce con il numero 6 Andrade ed entra con il numero 13 Deiana. Possesso Veneto, c'è un fischio però da parte del direttore di gara, calcio di punizione per il Veneto. 21 i minuti sul cronometro, 5-0 il parziale a favore della rappresentativa veneta, che ha dominato in lungo e in largo il match. Il cross adesso tentato da Marchesin, chiude la difesa, poi Daniel al limite, rimpallo che favorisce Guizzo, che prova a mettere giù il pallone, prova a non portarglielo via, riesce a mantenere il possesso la numero 6 che entra in aria, ancora Guizzo prova a metterla in mezzo, chiude la difesa, poi il rimpallo che favorisce ancora il Veneto con il la conclusione tentata da Marchesin, ribattuta dalla difesa, rimessa laterale per la Sardegna. Intanto altro cambio, questa volta però nelle file della rappresentativa veneta. Entra con il numero 7 Ianiello ed esce con il numero 20 Bernocchi. Adesso libera la difesa veneta. Poi c'è un fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione ancora per i Granata, per le Granata. Pittarello apre sulla destra, possesso adesso per il Veneto, qui c'è un ottimo numero, poi pallone in verticale, è buono, posizione regolare, pallone che viene messo in mezzo sul secondo palo, c'è il controllo di Guizzo che prova a liberarsi, viene fermata però, poi il rimpallo favorisce ancora la giocatrice numero 6, ancora Guizzo riesce a metterla in mezzo, il colpo di testa a liberare Di Doro, poi libera definitivamente Peddis, ma non è finita, riconquista ancora il pallone il Veneto con Marchesin. Guizzo, raddoppiata ancora Guizzo, riesce ad andare via, appoggia a Marchesin che va al cross sul secondo palo, pallone troppo lungo, prova a liberare Munanza, pressata, alla fine pallone che resta in gioco, l'ultimo tocco ed è una calciatrice in maglia granata e quindi rimessa laterale per la Sardegna. Manunza con le mani.
poi non riesce a tenere in gioco il pallone Deiana, possesso che passa al Veneto. Pittarello. Poi Nolasco prova ad andare via, in anticipo Pittarello che scarica per Pasquali, all'indietro da Bianchi che rinvia, poi Guizzo prova a verticalizzare, lo fa male, alla fine il rimpallo favorisce Virdis, prova il possesso adesso la Sardegna. Avellino, Virdis prova a verticalizzare, pallone fuori misura, troppo lungo per Deiana e quindi rimessa laterale per il Veneto. Guizzo verticalizza per lo scatto di Crepaldi, poi libera la difesa, adesso Sardegna che può ripartire. Deiana accelera, avanza la numero 14, ancora Deiana, si allunga troppo il pallone e Pasquali protegge l'uscita della sfera oltre la linea di fondo, rimessa per il Veneto. Altro cambio nel Veneto. Entra con il numero 14 Poggi ed esce con il numero 15 Renesto. Di altro cambio nel Veneto. Il rinvio di Bianchi. Poi si lotta in mezzo al campo con il pallone toccato proprio da Poggi che tocca il suo primo pallone. Daniel Marchesin, poi viene fermata Guizzo, alla fine l'ultimo tocco è di una calciatrice in maglia bianca, rimessa laterale per il Veneto. Rimessa laterale per la Sardegna. Avellino sbaglia il tocco, Daniel recupera, poi Guizzo prova a chiudere il triangolo, chiude bene Avellino, poi sbaglia il controllo Manunza, alla fine rimpallo che però favorisce ancora la Sardegna. Peddis in verticale per Deiana, poi Nolasco non riesce a verticalizzare, Veneto riconquista il pallone, poi Daniel riparte in verticale per lo scatto di Guizzo, prova ad andare 1 contro 1 con Avellino, chiude bene la giocatrice numero 3 che riesce anche ad evitare che il pallone superi la linea di fondo, poi regala però il pallone a questo tentativo di Marchesin troppo lungo e nulla di fatto, rimessa dal fondo per la Sardegna. Altro cambio nella rappresentativa sarda, entra con il numero 20
Carecci ed esce con il numero 8 Virdis. Attenzione qui al tentativo e al gol del Veneto, che realizza il 6-0 con Crepaldi, pallone riconquistato dal Veneto e Crepaldi non sbaglia, 6-0. Pallone ancora riconquistato dal Veneto quando siamo al 30° del secondo tempo, 6-0 per la rappresentativa veneta, che sta dominando in lungo e in largo questa gara. Possesso per la Sardegna, ma pallone già riconquistato, anche solo per un attimo dal Veneto, poi riparte adesso la Sardegna con Pinna che avanza, ancora Pinna, pensa addirittura al sinistro, lo effettua facile la parata di Bianchi che sporca i guantoni. Possesso Veneto. Rimessa laterale per il Veneto, che prova a gestire in questi ultimi minuti di gara. Sta arrivando la prima vittoria per la rappresentativa di mister Carlo Marinaro. Una vittoria netta, una partita condotta dall'inizio alla fine. Pinna viene fermato, Bianchi rinvia, pallone buono per Crepaldi, poi c'è un intervento da parte del direttore di gara per un fallo a favore del Veneto e quindi calcio di punizione per i Granata. Daniel sbaglia l'apertura, regala il pallone a Deiana che va centralmente per Nolasco, contropiede Sardegna, Nolasco pensa al sinistro, lo effettua, ribattuto e possesso che torna al Veneto. Rinvia lungo Bianchi, sbaglia però, pallone che rimane lì, Nolasco in aria, si gira Nolasco con il destro e arriva il gol della Sardegna al 33esimo, ha segnato la giocatrice numero 10 Nolasco, e Sardegna che quantomeno porta a casa il famoso gol della bandiera. In questo caso che le bandiere segnano i simboli delle regioni, davvero possiamo rispolverare questo modo di dire. Attenzione qui all'intervento e calcio di rigore per il Veneto al 34esimo, calcio di rigore per il Veneto.
Parte il tiro e il gol del Veneto, 7-1. Si è incaricata della battuta la numero 16 Sartori, quindi 7-1 il parziale. Si è distratta la Sardegna dopo che ha trovato il gol, dopo che ha mosso il punteggio. Veneto che ha subito ristabilito le distanze, non che ce ne fosse particolarmente bisogno. Adesso Guizzo avanza la numero 6, entra in aria, ancora Guizzo, appoggia per l'ottavo gol, ma c'è fuori gioco, annullato l'ottavo gol del Veneto. Gioco che è ripreso e giocatrici in maglia granata che hanno già riconquistato il pallone. È arrivato anche un fischio da parte del direttore di gara per un fallo ai danni della numero 4 Daniel al centro del campo. Calcio di punizione per il Veneto quando siamo al 36esimo minuto. 4 minuti più eventuale recupero alla fine del match. Punizione quindi per il Veneto. Pallone giocato male però, quindi nulla di fatto. 7-1 dunque, punteggio netto, vittoria netta per il Veneto quando mancano 2 minuti e mezzo più recupero alla fine del match. Rinvio lungo di Mudadu. Poi Avellino spazza via. Prova a ripartire adesso Deiana con un'ottima giocata, poi probabilmente commette fallo, sì, calcio di punizione per il Veneto. Possesso Veneto. Attenzione adesso a questo tentativo offensivo della Sardegna con Pinna che scarica all'indietro per un cross tentato, poi libera la difesa e poi il tentativo alto, però nulla di fatto. Vediamo se ci sarà recupero. Al momento non abbiamo visto segnalazioni. Nolasco, pallone in aria, libera la difesa, poi
Prova a ripartire il Veneto, rimpallo in mezzo al campo, poi alla fine possesso per la Sardegna con il pallone per Nolasco che pensa al sinistro, poi prova a liberarsi, scarica per Deiana che apre sul secondo palo, poi questo tentativo provato dalla Sardegna, poi serie di rimpalli, ancora le giocatrici in maglia bianca che guadagnano un calcio di punizione da ottima posizione. Probabilmente potrebbe anche essere l'ultima giocata della partita. Calcio di punizione. Fischio dell'arbitro, pallone che arriva tra le braccia di Bianchi e su quest'ultima giocata arriva il triplice fischio del direttore di gara, finisce qui. Veneto batte Sardegna 7-1 in questa gara d'esordio del torneo femminile, del 62esimo torneo delle regioni. Per noi è tutto qui da San Vito, con un saluto e un ringraziamento, un buon proseguimento sui canali di Antenna Sud e Teleregione.
Allora, canale 1 c'ha il microfono del... e canale 2 c'ha... Sì. Il fondo e adesso mi stai sentendo solo con il fondo, per esempio. E adesso invece mi senti 1, 2, 3, prova microfono, prova microfono.